Ciao a tutti, per chi ha degli amici che ha delle malattie, di non lasciarli soli, di quando stanno male, di stargli sempre vicino, non importa quanto lunga è la malattia, perché gli amici svaniscono tutti poi, si finisce sempre soli. E per i maggiorenni, se hanno voglia, di farsi il tesserino se sono a favore della donazione degli organi e della donazione del midollo, che si fa da vivi, da svegli, e salvi la vita a un bambino. Quindi è difficilissimo riuscire a fare il trapianto di midollo e salvi delle vite, e quindi donazione del sangue, del midollo e degli organi. E non lasciate soli gli amici se avete degli amici malati. Non è l'avere la forza, è il non poter, non posso mollare. Non è che devo combattere, è proprio che non posso mollare, sono due cose diverse. Una volta ho mollato, ho visto la disperazione nella faccia dei miei genitori, e quello mai più deve risuccedere, mai più. Quanto sono importanti gli amici? Facebook aiuta tanto, i miei amici su Facebook con cui parlo più frequentemente sono appunto amici che hanno anche loro delle malattie gravi, perché purtroppo le persone che conosci nella vita vera, anche i miei ex compagni di scuola, anche pochi solo i miei compagni di università, all'inizio, i primi ricoveri, sono tutti vicino. Poi con le malattie croniche dicono tanto è abituato a star male, tanto sta sempre male, e poi si lasciano sempre soli. Quindi gli amici alla fine che si fanno su Facebook sono quelli che vivono la tua stessa realtà. Ci vieni a ritrovare al Barbarigo? Sì, certo, appena esco dall'ospedale, quando mi invitate.